L'ha detto dall'inizio, non importa da dove venite, ciò che conta è il bene della città. E le persone che mano a mano si affiancano a Luigi Brugnaro lo dimostrano. Tra i candidati consiglieri di Mestre, ad esempio, c'è anche la cugina di Massimo Cacciari, Anna Marina. A prescindere dalle appartenenze politiche, e io continuo a dire che il mio è un progetto trasversale, non è un progetto di destra contro la sinistra o viceversa, è un progetto di città, è il mondo del lavoro, le persone che lavorano sono tutte mie amiche, tutte, a prescindere da dove arrivano, che ideologie hanno, non mi interessa niente. Quello che invece è il partito che io cerco di contrastare, che è quello che ha vissuto in questa città lavorando purtroppo e vivendo sui poveri. C'è gente che faceva politica quando io ero all'università, continua a fare politica. Sul ritiro della candidatura di Malgara, poi, per appoggiare la sua lista, Brugnaro commenta. Credo che la sua storia, la storia anche della sua famiglia, possa metterlo in ottima evidenza per i rapporti proprio quelli con gli investitori internazionali, per poter capire e attrarre gli investimenti di cui questa città ha tanto bisogno. E tra le cose di cui la città ha bisogno c'è la questione emergenza abitativa da risolvere. Abbiamo 18.000 case, edifici in genere del comune. Accendiamo la luce e andiamo a vedere come sono gestite, perché noi dobbiamo dare servizi alle persone povere. C'è un signore anziano che abita al terzo piano di una casa popolare, che è stato operato all'anca. Ha chiesto da 3 anni di poter andare al piano terra, non riesce a trovare una risposta. Pensate sia possibile fare uno scambio dal piano terra al terzo piano? C'è qualcuno che ha l'infiltrazione dell'acqua su 10.000 dipendenti. Pensiamo di poter trovare 10 idraulici e 10 elettricisti? Li trovo io.